Sono le 7 di mattina quando comincia l'intervento interforze all'ex Telecom di via Carducci a Mestre. Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia locale e Guardia di Finanza entrano nell'enorme palazzo, diventato uno dei punti critici sul fronte della sicurezza in città. Un palazzo che si è trasformato negli anni in una sorta di inquietante residence, via via nascondiglio di sbandati, criminali, spacciatori e tossicodipendenti, senza tetto, clandestini. La 32enne recentemente ritrovata mezza nuda ad un angolo di strada, fuggita dagli abusi cui veniva sottoposta all'interno dell'edificio, per i quali è finito in manette un coetaneo tunisino, rappresenta uno dei casi più gravi, ma l'intervento di sgombero era stato comunque già programmato. La proprietà già da tempo doveva mettere in sicurezza strutturale, perché abbiamo visto che fino adesso quello che era stato fatto è servito momentaneamente a tamponare. Sono stati trovati 5 bivacchi, quindi non un numero così grande, 2 italiane dipendenti, tossicodipendenti, che sono state subito prese in carico dalla polizia locale per verificare anche se sono seguiti dagli operatori sociali, e mentre 3 stranieri regolari senza documenti li ha presi la questura e la polizia di Stato, e adesso faranno tutte le verifiche, eventualmente anche per un trasferimento a un CPR. Ora l'immobile sarà oggetto di un intervento strutturale anche in muratura con l'intento di renderlo inaccessibile una volta per tutte, memori del fatto che le contromisure adottate le volte precedenti per impedirne l'accesso non si erano rivelate sufficientemente risolutive. Questa è una proprietà privata, è in capo a un fondo, sono nelle trattative per una vendita, anche perché questo è l'ultimo punto, diciamo, in centro da riqualificare. Ricordiamo via Puerio, che è stata riqualificata l'ex emeroteca, l'M9 che sta andando benissimo, e anche la piazzetta. La proprietà è massima collaborazione, quindi si sta spingendo, insomma, perché possa essere venduto e riqualificato. È una zona strategica e penso anche che per gli investitori possa essere veramente interessante.